È in gravissime condizioni Leonardo D'Amico, 49 anni, agente di commercio, originario di Sambuca di Sicilia in provincia di Agrigento, appassionato di ciclismo, investito ieri da un automobilista, Gaetano Agozzino, ex professore universitario di 71 anni di Agrigento. Lo schianto tra due mezzi, una moto BMW e una Stilo, è avvenuto all'altezza di Contrada Maddalusa, chiuso al traffico per la quinta tappa del Giro d'Italia. Pare che l'auto abbia forzato il posto di blocco per il passaggio dei ciclisti. Anche Leonardo D'Amico si trovava in un tratto interdetto al traffico, ma pare che avesse il ruolo di collaboratore dell'ANAS. Si trovava sul percorso perché voleva fotografare il passaggio degli atleti da appassionato di ciclismo. Ha riportato un'emorragia cerebrale, diverse costole rotte. È stato portato in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dove è stato sottoposto a ben 2 operazioni molto delicate al cervello. Le prossime ore sono le più decisive, la prognosi resta riservata. L'automobilista Gaetano Agozzino è stato fermato ed è stato portato in questura. La procura avrebbe anche aperto un'inchiesta. In seguito all'incidente, la partenza della quinta tappa del Giro d'Italia è stata spostata di pochi minuti per consentire il cambiamento del percorso previsto. Oggi l'audizione dei 2 dipendenti dell'ANAS che vigilavano sul varco violato. Grande collaborazione da parte dell'ANAS, che ha subito messo a disposizione dei pubblici ministeri Paolo Avetro e Salvatore Vella, che è anche il procuratore aggiunto di Agrigento, le foto dei luoghi, sia quelle poco prima che quelle immediatamente dopo l'incidente. Pare che il 71enne fosse stato bloccato dagli operai dell'ANAS. I dipendenti avrebbero inizialmente cercato di spiegare l'impossibilità a percorrere la statale che stava per essere attraversata dalla quinta tappa del Giro d'Italia. Ne sarebbe nato anche un alterco perché a quanto pare l'automobilista avrebbe continuato ad insistere. Poi, stando alle ricostruzioni della Procura della Repubblica di Agrigento, l'automobilista, accelerando, avrebbe invaso la statale dove sopraggiungeva con una motocicletta il Sambucese. La posizione dell'automobilista, almeno in questa prima fase, è ancora al vaglio degli inquirenti. L'investitore Gaetano Agozzino è agli arresti domiciliari per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni gravissime.